Presentato a Chioggia il progetto La Casa della Comunità, una nuova struttura sanitaria che rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Alla cerimonia di presentazione erano presenti il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Edgardo Contato, il sindaco Mauro Ormelao, i consiglieri regionali Marco Dolfin e Jonathan Montanariello. Sicuramente ha una potenzialità enorme e a fianco a questo ci sono degli ottimi professionisti, ma lì le cose che abbiamo visto erano diverse, il mammografo, tutta una serie di tecnologie che avevano un peso enorme. Non c'è solo l'ospedale, e noi dobbiamo pensare alla sanità del futuro come la sanità che guarda il territorio, considerate tutta una serie di processi, l'invecchiamento della popolazione, le nuove tecnologie. E uno dei capisaldi di questo investimento sul futuro è appunto la Casa della Comunità. Casa della Comunità che non è un immobile, non è solo l'immobile che oggi andiamo a costruire qui a Chioggia nel perimetro dell'ospedale. A fianco a questa casa di comunità noi avremo l'ospedale di comunità, i lavori sono già stati avanzati e entro quest'anno saranno ultimati, e con l'ospedale di comunità ci saranno anche 5 posti di hospice. Questa roba guarda il territorio, porta le cure domiciliari e soprattutto le cure palliative a casa dei pazienti e dei cittadini di Chioggia, che devono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di tutti gli altri cittadini del territorio. In questo giorno noi diamo il via a un simbolo per il territorio, dove dentro ci saranno i medici di medicina generale, la continuità assistenziale, gli specialisti, ci sarà il punto unico di accoglienza dove il sociale si integra con il sanitario, dove i cittadini troveranno una risposta unitaria per i loro bisogni al di fuori dell'ospedale.